Saluti, io sono Giuseppe Carta, sono nascito in Seul nel 1970, sono esempio in Seul e Tavazzo. Mi sono laureato su 97 in ingegneria chimica ed ero andato a una serie di Treballus, Parigi Treballus, poi cominciavo insegnando come supplenza noi in Resa, Sabarbaggi Seul, gli stressini, poi ho proseguito facendo commento informatico, invece mi sono detto di andare a Milano, il CBM, tanto mi sono trovato in Sardegna per la trebare di Salcova, tanto mi sono posto un proprio come tutto, un treballo di sicurezza, o treballo di opera pubblica come ingegneri, e tanto si a treballare in questa maniera fino a tornare a Salcova. E poi mi sono posto a fare sul sindaco, se vengo sul sindaco come tutto, si è posto un'aspettativa nel 2010 e se vengo sul sindaco. Ho una specie di debito dentro nei confronti dei 6 anni e spero senza canto prima. Come su sardo sarebbe già sempre questionato, da più sempre fuori, manto imparare quando ho visto che dovete su sardo, per una responsabilità di mamma cercare di imparare su italiano, babbo sempre su sardo e non ho tutto un trovettato solo con l'altro. Su italiano la imparavo usti, la imparavo spero abbastanza bene, vedi che hanno pensato alle elementari. Sì, la questione è su sardo, ogni dì, in domo, con i amici, e ci posso venire senza tre ballo. È stessa lingua mia principale, tant'è che del benzo un sardo, vazzo un sardo, ci posso venire senza tre ballo, quando faccio in comunicazione con paesano mio, se preso e tutto. Io sto disiscrivo il sardo e tutto, sempre su se stesso, altro non disci. Se tre ballo ci faccio, oi come te oi, posso dire in vita mia, cioè, su sindico, su sardo non per ogni dì, se chi stiamo con tutto, in famiglia, a per tutto, insomma, mi stai scrivendo, Mariccia Porta, come secondo te ci faccio. Esatto, straballo ci ha provato fino a 6 mesi, da regolo non so, cerimoniai hanno poi fatto la supplenza agli stressini, ma ricordo che la supplenza di educazione tecnica, e tanto fino a senza in un'altra supplenza già fatto, di matematica, o disimparai, o vari stimolai per il ciocchetti, e descrizione alzato. Per esempio, l'infinito, ma ricordo che ciò mi ha consigliato del narro di non finire bruso, seguire tutto. Sono più cose che stressine. Esatto, straballo, invece, ancora, non ci tengo ancora a me dal sugoro, mentre treballo, come il rapporto, con la gente su Zulgis. Chi sta a me da sardo, soprattutto come straballanti, quando treballo in fonderia. Non rapporto su vecchio, su gioco, su questo allo spazio. Ci questioniamo, vediamo, comunichiamo sempre sul sardo. Naturalmente, in altre occasioni, che stiamo del CBM o di altre occasioni, spurno, su sardo, fu male a comprendere l'arte di altros e tanto non lo usare. Per me imparare a usare questi meno importanti. Non si poteva scarescere a usare del cattuseso, di questo nascius. Poi è importante imparare a usare in canto due se bivio e a bivio, non di altro logos. A me mi è sentito imparare a usare di un'altra ida, non mi è sentito usare, non mi è sentito usare fino a fondo. Quindi, tasi deve fare è importante imparare a scegliere su sardo e poi su italiano e poi un'altra lingua pure, poi non deve bastare queste. Tanto una lingua si conosce, me lo usate, però su sardo è fondamentale per queste cose. Ma quanto riguarda le scuole, è una cosa. Oggi a livello europeo, uno diventa CLIL, in inglese deve essere Content and Language Integrated Learning, e la Polinare in italiano così lunare, apprendimento integrato di contenuto in lingua. Poi sì, lingua straniera, lingua allenas,
ma devi andare lì, poi te non fai questa cosa al sardo pure. Cioè, noi non si comprende se ci vai di noi in Sardegna, noi siamo imparati una lingua allena in italiano, tutti i contenuti, tutti su materie, devo allenare, chi non è gusto, sapevo devo lasciare su sardo. E adesso di bello pure imparare, questa storia di Sardegna è in sardo, questa storia o questa filosofia pure un sardo, con tutte le contaminazioni che ti intesseri, ma questa è un'altra questione pure, come si sviluppa tra la lingua. Però questa è una cosa giusta, a parte il mio, ci si possa studiare che reguna materia in sardo, in su sardo tu. Ma io penso che nei concorsi pubblici sia importante che si conosce il suo sardo. Se non debba essere l'unica maniera quando andrà a ti giudicare, però ci dicono che un punto plus che conosci su sardo in Sardegna, secondo me questa cosa è una cosa buona. Non è una discriminazione, perché si considerando tutto senza fai mucca, ci di devora, si conosce italiano, si conosce altre lingue. Però in nada, se tu conosci su sardo, ci dicono un punto plus. Poi ti conosci la Sardegna pure, poi appartieni a questo territorio, quindi non a discriminare invece in maniera contraria. E poi si la vede.